Rieccoci in diretta, un aggiornamento di cronaca dal Trevigiano. Un 42enne di Montebelluna si trova in carcere per aver malmenato padre e madre ultra settantenni. La donna ha rimediato 40 giorni di prognosi, il padre invece è ancora ricoverato in ospedale dopo 4 giorni dall'aggressione. Le indagini sono in mano ai carabinieri, si attende la convalida del GIP. Sullo sfondo ci sarebbero problemi di abuso di alcol. Torniamo a parlare di autonomia. Vi abbiamo raccontato la cronaca del pomeriggio di ieri con il voto in Senato e allora sentiamo le reazioni del presidente Zaia. Un grande risultato, una giornata storica e soprattutto è una pietra miliare alla quale poi si sommerà un'altra pietra miliare, il passaggio alla Camera, e quindi avremo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e finalmente potremo dire di avere la legge quadro sull'autonomia per poter firmare l'intesa, cioè il famoso contratto tra la Regione e lo Stato. Il Paese non sarà assolutamente diviso, questa è una leggenda metropolitana che va sfatata, ma si pensi alla Germania che ha un'autonomia veramente importante ed è percepita da noi come una grande nazione. E l'autonomia è modernità, il centralismo che sta letteralmente devastando il nostro paese è un centralismo medievale che non funziona più, tanto è vero che si dice che l'Italia ha 2 velocità, è vero, ma lo è per colpa del centralismo, non per colpa dell'autonomia, non esiste. Questo è un governo, è l'unico governo che ha scritto una vera pagina di storia introducendo a dicembre 2022 nella finanziaria 2023 l'obbligo della definizione dei LEP e poi successivamente qualche mese dopo, febbraio-marzo 2023, la legge Calderoli che porta i principi generali dell'autonomia, che è esattamente quello di cui stiamo discutendo in queste ore. Il 22 ottobre 2017 resterà una data storica, 2.378.000 venti sono andati a votare, è stato un plebiscito a favore dell'autonomia. Qualcuno allora diceva che era inutile andare a fare il referendum, oggi diciamo grazie Venti che ci siete andati, perché se non avessimo avuto questa chiamata, questo fiume in piena del Veneto, oggi non saremmo qui a parlare di autonomia. Adesso invece la reazione del senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Caro direttore, non fermerai il cronometro che conta i giorni dal referendum ad oggi, ma sicuramente quello di oggi rappresenta un passo significativo e concreto per il Veneto. Dopo anni di slogan, promesse e propaganda, finalmente abbiamo provato il primo passaggio per concretizzare l'autonomia differenziata. Ti ricordi che mentre c'era chi diceva con Fratelli d'Italia al governo non avremmo mai raggiunto l'autonomia? Invece è stato proprio con un governo a maggioranza Fratelli d'Italia e con il primo ministro Giorgia Meloni che oggi abbiamo posto la prima pietra dell'autonomia. Un primo passaggio. Sarà difficile, sarà lunga, come merita una riforma così importante per questa nazione e soprattutto per il Veneto che fortemente reclama l'autonomia. Ma noi ci siamo e l'abbiamo dimostrato. Da una parte la soddisfazione del centrodestra, dall'altra l'analisi del Partito Democratico con il senatore Andrea Martella. La Lega oggi in Parlamento gioisce, ma questa che viene approvata è una sorta di canto del cigno di una stagione politica in cui la Lega deve abbandonare gli antichi argomenti e accontentarsi di una specie di barattellum tra autonomia differenziata e premierato. Uno scambio che andrà avanti per qualche tempo, ma che poi sono certo non sarà destinato a durare e che oggi prevede una sorta di scatola vuota senza risorse finanziarie e senza scelte che possono incidere davvero, come ci sarebbe stato bisogno, nell'economia e nella società del Veneto. E prima del voto finale sull'autonomia, dai banchi dell'opposizione diversi senatori hanno iniziato ad intonare l'inno d'Italia. A iniziare a cantare l'inno in aula sarebbero stati i senatori del PD, ai quali si sarebbero aggiunto quelli di Fratelli d'Italia, un coro corposo e intonato. Sentiamolo. Procedimento elettronico del disegno di legge numero 615. Dichiaro aperta la votazione. Scipio, se ci dà la testa, dove la vittoria ne porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Il Senato approva.
Questo dunque insomma la cronaca di quanto accaduto ieri e saluto, adesso cambiamo argomento, ma una domanda sull'autonomia non posso non fargliela. Buongiorno al sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, questa volta però in veste di coordinatore regionale di avviso pubblico per parlare di ludopatia e di gioco d'azzardo. Buongiorno sindaco, intanto grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi, piacere mio. Prima di entrare nel tema di questa chiacchierata, una domanda, ripeto, sull'autonomia. In quanto sindaco devo farla. Sappiamo, l'ha detto il senatore De Carlo, sarà ancora un processo lungo, però un primo passo è stato fatto. Come sindaco, come accoglie questo voto del Senato? Ma io penso che questa sia una vicenda da seguire con grande attenzione, perché ritengo che in questi anni si sia cavalcato più di qualche equivoco su cui è stata costruita tutta questa partita, e quindi le aspettative che adesso hanno i cittadini anche a seguito di questo voto sono ben diverse da quella che sarà la realtà, sia in termini di tempi, perché appunto l'attuazione di quanto previsto sarà molto lunga, sia in termini di effettive ricadute, perché io penso che a monte di tutta questa partita ci sia un grande equivoco, e quello secondo cui le persone pensano di avere più soldi, o che comunque i soldi di tanta parte del gettito rimanga sul territorio. Così non è, questo è stato sempre poco ben spiegato, e quindi io penso che oltre a tutte queste manifestazioni per ovviamente cercare di sottolineare un obiettivo politico importante che soprattutto qualcuno del centrodestra aveva cercato di seguire in questi anni, poi calando gli obiettivi, calando concretamente le conseguenze reali in termini di benefici sui territori, saranno inizialmente molto diverse da quelle che la gente si aspetta. Comunque ripeto, l'autonomia era prevista in Costituzione, quindi atteniamoci alla Costituzione e lavoriamo per far sì che quello sia il progetto attuato, in maniera che davvero ci sia una responsabilizzazione dei territori nella spesa delle risorse e non un aumento delle diseguaglianze a livello italiano. E allora veniamo al tema di questo nostro confronto. Appunto l'ho presentato in quanto coordinatore regionale di avviso pubblico, che lavora con i sindaci e con altre associazioni in rete per contrastare questo fenomeno che è in crescita anche nella nostra regione, che viaggia su due binari paralleli: da un lato quello che è il gioco d'azzardo classico, dall'altro il gioco d'azzardo online, che sicuramente ha ingigantito probabilmente ulteriormente il problema. Abbiamo qualche dato sul fenomeno, sindaco? Sì, allora qualche dato ce l'abbiamo. È stato pubblicato il libro blu di recente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dove appunto rispetto ai dati del 2022 c'è una importante crescita della raccolta, insomma di quanto è stato giocato dalle persone. Poi anche in tema di spesa e vincite ovviamente la crescita è importante. I numeri vedono il dato ufficiale, il valore assoluto, attestarsi a 136 miliardi come volume di denaro giocato in Italia nel 2022, che aumenta del 22% rispetto ai dati precedenti, un record che era già stato toccato nel 2021, con una raccolta pro capite, che vuol dire di fatto quello che ogni singola persona in media gioca, che si attesterebbe a 2.730 euro. Quindi se usiamo poi ovviamente il concetto della media, come si fa per i polli di Trilussa, sappiamo che qualcuno non gioca per niente, qualcuno invece gioca assai, capiamo insomma che questa media è davvero un dato significativo per capire quante siano le risorse che a livello italiano vengono spese dalle famiglie, da molte famiglie, per il gioco, con tutte le conseguenze che poi conosciamo. Le conseguenze non riguardano la singola persona che gioca d'azzardo, ma poi ha ripercussioni a cascata sulla famiglia. Spesso inizialmente non ci si accorge di quello che accade, e poi si vede quelli che sono gli effetti anche economici di questa dipendenza, perché poi è una vera e propria dipendenza.
Sì, esattamente, accade proprio questo, perché quando si entra poi nel girone è difficile uscirne e ci sono tante testimonianze di situazioni reali in cui questo succede ed è successo. Insomma, i dati che sono stati pubblicati o i post o i podcast di recente pubblicati su queste materie riportano anche puntualmente le voci di alcuni testimoni personalmente coinvolti in prima persona all'interno di questo che viene erroneamente chiamato gioco, e quindi insomma ripeto, c'è a monte la errata convinzione che il gettito che è conseguente insomma a tutte queste giocate sia un'entrata per lo Stato, senza poi fare i conti con quello che effettivamente succede, ovvero che le spese sociali e non solo sono davvero ben maggiori, quindi il beneficio, il saldo è tutt'altro che positivo. C'è chi si gioca la casa, in alcuni casi probabilmente estremi, però insomma, tanto per far capire quelle che sono le conseguenze di questa forma di dipendenza. Certo, se appunto noi riprendiamo quel dato che dicevo prima, no? Quel dato pro capite della raccolta, che vuol dire quanto una persona spende annualmente nel gioco d'azzardo, che è di 2.730 euro in media a livello italiano, poi questi valori cambiano anche un po' da regione a regione, si capisce come, ripeto, contando le persone che effettivamente non giocano e che abbassano molto questa media, si arrivi a delle cifre davvero importantissime. Ricordo, dopo aver partecipato a un convegno di recente, erano stati pubblicati anche dei dati più puntuali sulle sole giocate online durante il periodo della pandemia, che erano cresciute molto proprio per le limitazioni fisiche che c'erano e quindi l'impossibilità di accedere più facilmente a slot e videolottery, e si arrivava a numeri davvero vertiginosi che facevano venire i brividi solamente pensando a quelle che potevano essere le conseguenze concrete all'interno del reddito di quella persona o più ampiamente del nucleo familiare, quindi davvero qualcosa di rischiosissimo. Ecco, Sindaco, la normativa che cosa prevede? Cioè, c'è in qualche modo una norma che tutela che interviene su questo settore e tutela chi è a rischio ludopatia? Allora, diciamo che c'è un grosso problema di fondo, ovvero che il gettito, come dicevamo prima, generato da queste entrate per lo Stato è significativo e di fatto in tutti questi anni, a prescindere dal colore politico, non c'è stata una vera e forte presa di posizione da parte di nessuno sul contenimento forte e sul posizionamento di paletti veri e concreti, insomma, per arginare il fenomeno. E quindi le normative che ci sono più e che poi si frammentano anche in normative regionali, sono state più che altro concentrate sulla limitazione dei punti fisici, del collocamento dei punti fisici nel territorio, no? Cioè, ovvero delle sale fisiche dove poter andare a giocare. Però sappiamo che di quel dato dei 136 miliardi, no, del 2022 come raccolta totale, circa la metà è speso online, quindi davvero quella del contenimento dei luoghi fisici, seppur molto importante perché tiene queste realtà distanti da alcuni luoghi sensibili all'interno delle nostre città, seppur è una limitazione importante, ma da sola non basta, perché appunto con la crescita importante dei giochi online vediamo di come questo rischio sia potenziale per tantissimi soggetti. Diciamo che quello che è un po' l'obiettivo politico dal basso che tanti enti stanno cercando di mettere insieme, non solo i comuni ma anzi tutto un insieme ampio di soggetti associativi, lo stesso ambito dei sindacati sta cercando di mettere in piedi, è proprio quella di una alleanza trasversale per la protezione dei soggetti che cadono nella rete. Però, ripeto, non è facile e vuol dire mettere in piedi delle soluzioni sociali da parte degli enti coinvolti, con delle spese forti proprio per la tutela di questi soggetti, che nonostante appunto quella che è l'entrata che viene a monte registrata dallo Stato, ma come si diceva prima il saldo è
è negativo. Ecco, quindi ancora una volta diciamo che ricade sui comuni, perché insomma questa poi è la realtà dei fatti, quello che è il costo sociale. Sappiamo quanto la spesa sociale sia aumentata per tante voci per proprio gli enti territoriali, e quindi questa è una voce in più che si aggiunge, mi sembra di capire. Ma allora le chiedo in che modo voi sindaci, voi comuni, insieme alle associazioni che si occupano di questa tematica, state collaborando in una rete di sostegno verso questi soggetti? Beh, allora si è cercato a livello normativo in questi anni di fare squadra per cercare di inserire i più paletti possibile, no? Nel momento in cui era intervenuta la legge regionale che diceva a che distanza dovevano esserci punti fisici per giocare rispetto a determinati luoghi sensibili, si è cercato di adottare dei regolamenti comuni in maniera che non si procedesse poi a macca di leopardo, anche se questo obiettivo è stato raggiunto in maniera insomma non complessiva e totale. Oltre che a livello normativo c'è la necessità di diffondere una cultura per arrivare alla consapevolezza vera di quelle che sono le ricadute sociali, e quindi diciamo di cercare tutti insieme dal basso di fare un importante gioco di squadra per fare le dovute pressioni verso i livelli politici competenti che hanno il dovere di dare una risposta importante a livello nazionale sul contenimento di questo fenomeno. Quindi diciamo è ancor prima una battaglia culturale, un obiettivo politico importante, quello di cercare di rendere consapevoli proprio i livelli politici competenti, come dicevo prima, perché sempre sulla base di quella errata convinzione per cui queste entrate aiutino poi lo Stato, c'è, come dicevo prima, quell'altro vaso che poi porta a spendere gran parte di queste risorse per cercare di recuperare socialmente i soggetti che cadono in queste dipendenze. Un'ultima domanda, come sindaco, naturalmente nel pieno rispetto della privacy, della tutela insomma dell'identità, se ha avuto mai proprio come primo cittadino qualcuno che è venuto a chiederle aiuto perché è caduto nella rete della dipendenza da gioco d'azzardo? Allora, abbiamo avuto delle problematiche che tangenzialmente toccavano questa problematica ed erano delle situazioni di difficoltà familiare nei rapporti fra moglie, marito e figli, e situazioni che erano problematiche già per altri motivi, ma in cui si era poi inserita parallelamente anche la problematica per cui appunto il marito era anche diventato un soggetto ludopatico. Questa vicenda è successa in alcuni casi, per fortuna non tantissimi, in questi ormai 10 anni che sono sindaco. Ho sentito di qualche collega che aveva avuto dinamiche simili, poi sono parecchie probabilmente le situazioni che non vengono conosciute e che si vengono a scoprire solamente a posteriori, insomma, quando il danno è fatto e non si è più in tempo per riparare quello che è il buco che si è generato all'interno delle casse di quella famiglia. Sindaco, grazie davvero per averci raccontato il fenomeno e averlo inquadrato in modo più preciso, e per averci anche raccontato quello che è il vostro impegno insieme agli altri sindaci e alle associazioni del territorio. Grazie Paolo Galeano, sindaco di Preganziole, coordinatore regionale di avviso pubblico. Buon lavoro, a risentirci, grazie davvero. Grazie tanto. Sindaco. E noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo in diretta e torniamo a parlare di granchio blu. A tra poco. Eccoci in diretta, come anticipato torniamo a parlare della situazione del granchio blu. Ieri c'è stata la manifestazione davanti alla regione dei pescatori per chiedere indennizzi, per sostenere le perdite proprio legate alla proliferazione del granchio blu, di questa specie aliena che però ormai ha preso possesso anche dei nostri mari. Torno a salutare e lo ringrazio per essere nuovamente con noi. Buongiorno ad Angelo Stoppa, presidente Cooperativa Adriatica di Scardovari. Grazie per essere con noi, presidente. Grazie a voi per l'invito. Allora, noi ci eravamo visti in piena estate, quando le condizioni climatiche erano favorevolissime per la proliferazione del granchio blu, e si sperava proprio che con l'arrivo del freddo perlomeno ci fosse uno stop. Proprio così non è stato. Beh, proprio uno stop no, però un rallentamento sì. Un rallentamento, siamo sull'ordine dei 40-50 kg per pescatore, quando prima eravamo sull'ordine del quintale 50 per pescatore.
Ecco, ricordiamo che il granchio blu aveva completamente azzerato la produzione di vongole insomma di quelli che sono i prodotti tipici che voi pescate e oltretutto si era anche mangiato quelle che erano poi la semina per l'anno a venire. In questo momento voi eravate già fermi e adesso come sta andando avanti la vostra attività? Cioè vi siete spostati alla pesca del granchio blu a questo punto, visto che tra l'altro è entrato tra le specie da commerciare? Sì, alcuni pescatori fanno questa cattura del granchio e fanno un po' di reddito con il granchio, però noi stiamo andando avanti a seminare per tornare a fare il nostro lavoro, che è quello che sappiamo fare, quindi le vongole, le cozze, le ostriche, noi vogliamo tornare a fare il nostro lavoro, anche perché per 1500 famiglie certamente il granchio non riesce a dare reddito, quindi stiamo lavorando per riseminare, e per questo che anche ieri siamo andati a Venezia a manifestare per trovare degli aiuti, perché noi oggi abbiamo le lagune sterili. Per riportarle in una media produzione abbiamo bisogno di interventi sostanziali nelle nostre lagune, quindi cerchiamo degli aiuti appunto dalle istituzioni. Perché il granchio blu non è redditizio per queste 1500 famiglie di pescatori? Perché per dare reddito a tutti questi pescatori dovremo catturarne tonnellate ogni giorno, e dopo non c'è commercio per tutto questo granchio. Finché si mantiene il commercio sui 8, 7, 8, 10 quintali, si riesce ad avere un prezzo decente. Se noi superiamo questi quintali, il prezzo diminuisce di brutto e quindi non è più redditizio per nessuno, insomma. Voi avete seminato, al momento resistono, non sono ancora finiti nel mirino del granchio blu quello che avete al momento seminato? Le abbiamo seminate in alcuni recinti che abbiamo fatto appunto con reti per proteggerli dal granchio. C'è un lavoro enorme per fare questi recinti, i reti, i pali, e quindi stiamo lavorando molto per provare a riseminare e a proteggerci da questo granchio, perché adesso è momentaneamente in letargo, ma fra qualche mese ritorniamo come eravamo a giugno e luglio dell'anno scorso sicuramente. Ecco, io ricordo che voi avevate chiesto appunto questi indennizzi, questo aiuto economico, ma anche delle risposte strutturali proprio per fare in modo di proteggere il seminato e per proteggere poi quelle che saranno cozze, vongole che dovranno essere pescate. Pali, barriere, reti possono essere sufficienti o c'è bisogno di qualcosa in più? Anche perché comunque siete stati voi a portarlo avanti, non c'è stato un aiuto, quell'aiuto che voi chiedevate. Quindi ancora una volta è stato compito vostro e anche a vostre spese, immagino. Sì, noi abbiamo iniziato subito, noi a novembre abbiamo iniziato a fare questi recinti e riprovare a seminare, e quindi adesso noi teniamo sempre sotto controllo queste zone, e attualmente il granchio, diciamo, le lascia in pace queste zone protette da reti e pali, però ripeto, con un costo enorme, con un lavoro da parte dei pescatori, un grosso lavoro, quindi noi cerchiamo aiuti sì per ripartire e aiuti strutturali nelle nostre lagune, perché noi riteniamo che se vengono fatti scavi, vengono riportati canali come eravamo qualche anno fa, dovremo certamente convivere con il granchio, ma potremo avere dei ritorni per quanto riguarda la semina delle nostre lagune, perché la semina naturale poi è la migliore, insomma, ecco.
Indennizi che sono necessari, perché ricordiamo che ci sono famiglie che non hanno avuto nessun tipo di entrata, visto che la produzione è stata azzerata. Cioè c'è una situazione davvero critica per quanto riguarda molti di voi. Sì, proprio noi questo sistema cerchiamo di salvarlo in tutti i modi, però sia le cooperative che il consorzio che le famiglie stesse sono in grosse difficoltà, rischiamo di chiudere proprio le nostre cooperative, quindi le attività, e come dicevamo ieri agli incontri che abbiamo avuto con le istituzioni, una ditta che chiude difficilmente dopo riapre, perché è già in grosse difficoltà e difficilmente dopo trova il modo di riaprire. Quindi dobbiamo salvare queste 1500 partite IVA, salvarle con degli aiuti appunto per partita IVA, ma anche degli aiuti strutturali. Speriamo che il governo e la regione ci abbiano ascoltato ieri al nostro appello. Quindi il fatto che il granchio blu sia stato inserito tra le specie da commerciare, abbiamo visto menù a base di granchio blu, non è questa la risposta? No, certamente no. Ci abbiamo messo 30 anni di lavoro per portare i nostri prodotti ad avere marchi, ad avere tutte le certificazioni possibili per entrare in Italia e in Europa come primi del settore. Ricordo ancora, ma mi sembra di averlo già detto forse nella sua trasmissione, che siamo i primi in Italia ad avere la cozza DOP. Siamo gli unici in Italia ad avere la cozza DOP. Quindi noi vogliamo continuare a fare il nostro lavoro. Il granchio sarà un modo per catturarlo e per avere anche un ritorno per le spese per i pescatori, ma noi vogliamo continuare e vogliamo fare il nostro lavoro, che è quello che sappiamo fare, insomma, gli allevatori di cozze, vongole e ostriche. Ricordo che l'ultima volta insieme al granchio blu c'era anche un'alga killer, se non ricordo male. Quella almeno con il freddo si è scomparsa, almeno quella. Sì, questa ritorna tutti gli anni con il periodo caldo, però diciamo che è già da anni che conviviamo con questa, sappiamo come combatterla. A proposito di questa, il consorzio proprio un anno fa aveva ordinato una macchina che fa la raccolta di questa alga, con un impegno enorme economico, quasi 500.000 euro costa questa macchina. Ci è arrivata proprio a novembre, quando non abbiamo più vongole, non abbiamo più prodotto, quindi adesso abbiamo la macchina per la raccolta delle alghe e non abbiamo più il prodotto. Però tornerà probabilmente, cioè questa è una speranza che arriva fino a là, perché insomma poi sappiamo i danni che fa, però almeno insomma con il caldo, dato che i cambiamenti climatici abbiamo capito che insomma dovremmo farci l'abitudine, almeno insomma quella potrà tornare in funzione, potrà iniziare a funzionare la macchina, immaginiamo, no? Sì, noi l'abbiamo acquistata, l'abbiamo fatta fare appositamente per continuare a fare questa pulizia, per rendere le zone, diciamo, in maniera per fare la raccolta delle nostre vongole, perché con l'alga si fa fatica a raccogliere il prodotto. L'abbiamo fatta, ce l'abbiamo lì a disposizione, speriamo di iniziare ad usarla già da quest'anno e quindi riprendere il nostro lavoro, insomma. Mi ripeto, ma questo sempre a spese vostre, insomma, credo che la conclusione sia questa, Presidente: i cambiamenti climatici ci accompagneranno e quindi tutte queste specie aliene, anche altre specie aliene ai noi, torneranno a mettere a rischio quelle che sono le nostre produzioni, che sono anche i nostri prodotti tipici, come ha ricordato lei, e quindi è necessario che ci siano dei provvedimenti non solo a spot, quindi non solo i ristori, ma che ci siano poi delle prese di posizione forte per sostenervi e aiutarvi a fare. Voi credete solo di poter fare il vostro lavoro?
Sì, appunto, noi abbiamo fatto un appello anche ieri, abbiamo detto guardate, in agricoltura, in pesca, oramai si sono viste ogni anno di queste specie alloctone, ce ne sono, ogni anno ce n'è una, due, sia in agricoltura che in pesca. Bisogna iniziare a fare degli studi ben mirati per capire perché, se riusciamo a fare qualcosa per proteggerci da queste specie, però diciamo che bisogna anche fare dei provvedimenti ad hoc per i settori che vengono colpiti da queste specie, perché non è possibile perdere il tuo posto di lavoro perché causa uno di questi animali diciamo invasivi. Assolutamente sì. Presidente, quando è che dovrebbe iniziare la pesca effettiva? Qual è la stagione, il mese in cui voi di solito iniziate effettivamente a pescare i frutti di quelle che sono le semine? Beh, noi diciamo che la nostra attività proseguiva tutto l'anno in maniera diciamo inferiore nei mesi più freddi e in maniera più massiccia nei mesi più caldi. Adesso speriamo che, avendo seminato certamente a ottobre e novembre, noi prima di giugno e luglio non riusciamo a raccogliere nemmeno un chilo del prodotto che abbiamo seminato. Allora Presidente, facciamo così, ci diamo appuntamento tra qualche mese, quando le temperature inizieranno ad alzarsi e quindi quando poi entrerà effettivamente nel vivo la vostra attività, per capire come si è evoluta la situazione, se ci sono arrivate queste risposte che avete chiesto e se torniamo purtroppo alla situazione dell'anno scorso, o se ci sono appunto degli interventi strutturali come voi state chiedendo. Quindi intanto grazie per questo nuovo punto della situazione, e poi la promessa e l'invito è quello di rivederci tra qualche mese per fare un nuovo punto della situazione. Grazie al Presidente Stoppa, Presidente Cooperativa Adriatica di Scardovari, e torneremo ad aggiornarci. Intanto buon lavoro e in bocca al lupo per i prossimi mesi, Presidente. Grazie a voi per l'invito e speriamo di ritrovarci in situazioni migliori. Ce l'auguriamo davvero tutti, grazie davvero al Presidente Stoppa. E questa era l'analisi, il punto della situazione per quanto riguarda i pescatori direttamente coinvolti dalla proliferazione di questa specie aliena, il granchio blu, che ricordiamo l'anno scorso quanti danni lo ha raccontato, con l'azzeramento praticamente della produzione di prodotti tipici come le cozze e le vongole, cozze che hanno appunto le uniche in Italia ad avere il riconoscimento DOP. E torneremo dunque, staremo a vedere come evolve la situazione. Nuovo sit-in ieri delle mamme arcobaleno davanti al Tribunale di Padova, dove c'era l'udienza per il caso delle impugnazioni da parte della Procura delle registrazioni fatte dal sindaco Sergio Giordani. Si sono date appuntamento davanti al Tribunale di Padova una rappresentanza delle mamme arcobaleno, nuova udienza per discutere dell'impugnazione da parte della Procura delle registrazioni all'anagrafe di figli di due mamme fatta dal comune padovano. Si tratta, in questo caso, di due gemelline nate nel settembre del 2023. Speriamo che sia l'ultima, nel senso che avevamo creduto di aver finito il 19 dicembre, invece ci è arrivata durante le vacanze questa ulteriore notifica. Speriamo sia stato l'ultimo regalo, se così lo vogliamo chiamare, della precedente procuratrice. Sono 36 i casi con le famiglie coinvolte in questa vicenda giudiziaria. È un iter molto faticoso da un punto di vista psicologico, emotivo, è molto stressante, ma ovviamente noi dobbiamo difendere i nostri figli, quindi fino all'ultimo non cederemo il passo e lotteremo affinché i nostri figli abbiano i diritti che meritano. La decisione dei giudici è attesa nelle prossime settimane tramite mail agli avvocati delle mamme arcobaleno. Siamo qui per sostenere le famiglie, siamo qui per far vedere che siamo stufi di essere attaccati dalla politica omofoba e siamo qui per reclamare il nostro diritto di essere genitori e di proteggere i nostri figli e le figlie.
Sopralluogo della CGIL insieme alla deputata del PD Rachele Scarpa nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. La situazione, dicono, è al collasso. Ad oggi abbiamo 241 detenuti, parliamo di un circondariale per cui detenuti anche diciamo un po' problematici, e a fronte al netto di 60 agenti di polizia penitenziaria. Diciamo che ormai siamo diventati a una sproporzione incredibile. Sopralluogo della CGIL stamane nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore per toccare con mano una situazione data soprattutto dal sovraffollamento denunciata ormai da tempo. Presente anche la deputata veneta Scarpa. Sovraffollamento vuol dire anche fatica nell'organizzazione di attività che possano essere ricreative o di formazione o di rieducazione della persona, quindi sicuramente queste sono le aree di intervento su cui adesso ci impegneremo a segnalare una problematicità e su cui denunceremo un problema. Ecco. La CGIL chiede ancora una volta un confronto che finora non c'è stato. Noi chiediamo ancora una volta, come CGIL Funzione Pubblica, un tavolo all'interno della città. Il circondariale Santa Maria Maggiore è dentro la città. Le istituzioni se ne devono occupare, non può diventare sempre di più una discarica. Noi vogliamo i fatti. Noi abbiamo trovato personale stanco, stremato, con ore di straordinario ormai veramente incredibile. I Velox non riducono gli incidenti, lo ha ribadito il presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, intervenuto anche sul limite dei 30 km all'ora nei centri cittadini, ma ha parlato anche della riorganizzazione interna di MOM, che è l'azienda che si occupa della mobilità nella Marca trevigiana. Se lei mi chiede una opinione, se io farei di Castelfranco Veneto una città tutta a 30 all'ora, io gli risponderei di no. Dopo il caso di Bologna sull'estensione del limite dei 30 all'ora per gran parte del territorio cittadino, interviene il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. È un tema delicato, le estremizzazioni non pagano mai. Esistono zone che lo richiedono, spiega il sindaco, come quelle in prossimità delle scuole, ma se il limite venisse esteso a tutto il comune diventerebbe un fatto problematico. Intanto a Treviso MOM ha approvato il nuovo programma di esercizio 2024, entrato in vigore l'8 gennaio, che sta creando delle polemiche sui tagli delle corse e dei bus. Programma che, spiega il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon, deve garantire una corrispondenza tra domanda e offerta del servizio. Non sono state tagliate corse, sono state ridotte frequenze laddove c'erano autobus che viaggiavano sostanzialmente vuoti, e quindi se vi erano delle frequenze ogni quarto d'ora, adesso bisognerebbe entrare nello specifico in ogni singola corsa, sono state aumentate le frequenze, passa un autobus ogni mezz'ora. Se mi consentite una battuta, ha anticipato quel che succede a Bologna, perché a Bologna con la zona 30 adesso gli autobus non passano più ogni quarto d'ora, ma devono adattarsi alla velocità consentita e passano ogni 25 minuti. Ecco. Una riorganizzazione studiata in seguito ad un'analisi svolta da una società specializzata che ha valutato gli orari meno frequentati, fa sapere il presidente della provincia, e che ha indotto MOM a rivedere il servizio anche in un'ottica di sostenibilità. A breve partirà infatti una sperimentazione delle corse a chiamata degli orari in cui c'è minore afflusso di persone e in quelli notturni. Genera delle positività e dei risparmi sotto tutti i punti di vista, oltre che ottimizzare il servizio. Quindi noi stiamo già studiando un servizio sperimentale in quel di Vittorio Veneto e in quel di Treviso, che a breve partirà. Si prevedono tempi rapidi per l'avvio dei lavori della Via del Mare. Conclusi gli iter amministrativi, i cantieri potrebbero aprirsi già alla fine dell'anno. In Regione un incontro con i sindaci favorevoli al progetto per fare il punto della situazione. Da Palazzo Balbi si annunciano tempi rapidi per la partenza dei cantieri della Via del Mare. Il presidente Zaia ha firmato la convenzione con il consorzio SIS meno di 2 settimane fa e oggi la vicepresidente Elisa De Berti, con deleghe a lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, e l'assessore al bilancio Francesco Calzavara hanno incontrato i sindaci favorevoli al progetto per un confronto e un aggiornamento su tempi e attività previste dall'iter tecnico e amministrativo. Entro 4 mesi il progetto definitivo dovrà essere completato e
e tutte le autorizzazioni e l'approvazione della progettazione, perché comunque dovrà passare in CIPES, dovranno essere concluse entro la fine dell'anno e poi potranno partire i lavori. Non tutti i sindaci sono completamente entusiasti delle modalità con cui si sta conducendo il progetto. Presidente della conferenza sindaci di Torre Veneto, la prima cittadina di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, fa parte invece di chi si dichiara soddisfatto. È sicuramente fondamentale, ma altrettanto fondamentale è la continuazione dalla rotonda Tosano, ex Frova, fino al nostro territorio, perché i flussi che vanno su Jesolo Lido e su Cavallino Treporti sono flussi importanti e da tanti anni aspettiamo una risposta e credo che questo sia il momento per continuare a ragionare e quindi completare quel importante tema della mobilità che tanto interessa i nostri residenti e i nostri ospiti. Una volta completata la Via del Mare bisognerà poi far capire il funzionamento di pedaggi ed esenzioni, visto che non ci saranno gli abituali caselli autostradali, ma apparecchiature che rilevano le targhe delle auto per il costo del pedaggio. I cittadini devono avere la serenità anche di poter capire come funzionano le esenzioni, perché non ci saranno i caselli, sarà un sistema free flow, quindi ci saranno dei portali di fatto, ma in questo hanno già dato disponibilità anche i sindaci per far sapere ai cittadini come ci si deve comportare. A 3 anni dall'entrata in vigore del trattato ONU di proibizione delle armi nucleari, sit-in sotto Palazzo Moroni a Padova per chiederne la ratifica del governo italiano. Variegato e multicolore l'insieme delle associazioni che davanti a Palazzo Moroni ha dato vita ad un sit-in nel terzo anniversario dell'entrata in vigore del Trattato ONU per la proibizione delle armi nucleari. 70 gli stati che lo hanno sottoscritto, ma non ancora l'Italia, hanno ricordato i partecipanti. È impossibile pensare alla pace se ancora le armi nucleari persistono. Certo, non è il tempo che pare favorevole alla ratifica di questo trattato anche per l'Italia, ma noi ci crediamo e la pressione della gente, della società civile può cambiare la storia. Noi comuni rappresentiamo le persone e sappiamo che se pensiamo ai disastri nucleari la prima cosa che ci vengono in mente sono i nomi delle 2 città, Hiroshima e Nagasaki, perché le città sono il primo ricettacolo di questi ordigni, sono le prime vittime di questi ordigni e le persone che vivono nelle città sono state le prime vittime e quindi come comuni, come enti locali, come città noi sentiamo un dovere di proteggere le persone che vivono nel nostro territorio. L'unica strada concreta per arrivare alla pace. Quello che sta succedendo nel mondo ci fa pensare che abbiamo una continua spada di Damocle sulla testa. Bisogna aderire al trattato, bisogna aderire a percorsi di pace concreta. A grandi passi ci avviciniamo alle celebrazioni per la giornata della memoria che quest'anno Belluno commemorerà con un'iniziativa di grande valore culturale, civile e civico sul palco del Teatro Buzzati per iniziativa del Comune e del Circolo Cultura e Stampa il monologo Le bambine di Terezin, struggente ricordo dei bambini internati nelle città ghetto per gli ebrei. Uno sguardo diverso sull'Olocausto, la storia di Terezin, la città a circa 100 km da Praga, riservata agli ebrei e artisti che dopo 10 ore di lavoro per i nazisti, la sera per i loro aguzzini facevano musica e teatro, cantavano e leggevano poesie. L'arte come strumento per restare umani. Paola Bordignon, con la sua presenza autorevole, racconterà Le bambine di Terezin mercoledì prossimo alle 11 al Buzzati di Belluno, un recupero della memoria per le nuove generazioni. Credo che sia un grande messaggio nei confronti della popolazione bellunese, specie giovanissima, ispirato ai valori della tolleranza, della fraternità e della pace. In questo senso la cultura è un'arma formidabile, come ha riferito pochi giorni fa Mattarella. Arrivare nelle coscienze di ognuno di noi, sconfiggere il germe dell'intolleranza e ricordare gli orrori e gli errori del passato. L'iniziativa di grande valore culturale, civile e civico sposata dall'assessorato alla cultura di Palazzo Rosso è una proposta del Circolo Cultura e Stampa bellunese che per la giornata delle memoria
2024. Lo scorso novembre invitò a Belluno la senatrice Liliana Segre. Un ultimo sforzo chiese il presidente Luigino Boito, nella consapevolezza della decisione irrevocabile della senatrice di passare il testimone e di chiudere la lunga stagione di testimone della memoria dopo la Lectio Magistralis del 9 ottobre 2020. Oggi incalza di nuovo l'attualità devastante, dolorosa e terribile, ed è un richiamo a celebrare il 27 gennaio con ogni mezzo. È un momento in cui bisogna ricordare Primo Levi, che quando ha scritto quella poesia "Se questo è un uomo", diceva: voi che tornate a casa la sera tranquilli e liberi, ricordate quello che è successo con la Shoah. Perché se non lo ricordate vi si sfaccia la casa, che la malattia vi tormenti, che i vostri nati non rivolgano più lo sguardo ai vostri volti. Il ricordo un dovere per gli uomini liberi, il messaggio che attraverso la cultura sarà rivolto ai giovani studenti dell'ultimo anno delle scuole medie e delle superiori. Albuzzati, platea già esaurita, con posti disponibili in galleria. Siamo in chiusura, vi lascio al meteo, poi la pubblicità e poi, come ogni mercoledì, spazio con la CGIL. Parleremo di infortuni e malattie professionali insieme a Sara Pasqualin della segreteria organizzativa della CGIL Treviso, insieme a Valentina Dalle Feste, responsabile area danni alla salute del patronato Inca di Treviso. E allora meteo, pubblicità e poi lo spazio della CGIL. Grazie per averci seguito, a tra poco. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Si profilano giornate di tempo stabile e asciutto grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio di mercoledì 24 gennaio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiore nuvolosità sui rilievi. Fino al mattino possibili foschie o banchi di nebbia. Temperature stazionarie o in lieve locale aumento, minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime tra 7 e 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere poco nuvoloso, tuttavia in pianura nella notte fino al mattino saranno possibili delle foschie. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato o velato con annuvolamenti specie dal pomeriggio sera. Temperature minime tra 2 e meno 2 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna.